Gli strascichi dell'allora governo Monti sono ancora vivi e presenti. L'imposta municipale unica grava tanto sui cittadini e lei in particolare vuole prendere posizione in rappresentanza degli agronomi Sì. che rappresenta. E siamo troppo maltrattati come agricoltura, non possiamo più viverci e avevamo le case fuori che erano case agricole, invece ce l'hanno trasformato abitabili e ci paghiamo una cara IMU e tutte le altre cose. Abbiamo pagato continuamente tutte queste tasse che abbiamo pagato tutti, compreso che nella terra noi paghiamo la dichiarazione dei redditi, paghiamo il raccolto, ci paghiamo l'IVA e siamo lasciati in mano ai commercianti speculatori che quello che la terra quando produce di buon raccolto ce la mangiano con pochi soldi con poco prezzo. Siamo costretti a darcela. Adesso il colmo, questa IMU. Noi abbiamo tentato di incontrarci con il commissario e abbiamo fatto tutti i tentativi per arrivarci. Non è stato possibile, già da 2 mesi prenotati e abbiamo anche scritto poterlo incontrare. Adesso si deve pagare. Noi vogliamo farci sentire perché non ce la facciamo più a vivere nella terra. Allora io dico che noi vogliamo incontrarci con qualcuno che ha le responsabilità di questa situazione, ma di venire a un accordo per pagare un minimo. Vogliamo pagare perché è una legge nazionale, la vogliamo pagare, ma con un certo limite.